Di nuovo buongiorno da Telefriuli. In attesa dell'ordinanza che arriverà domani, oggi ci sarà il verdetto della cabina di regia per quanto riguarda i nuovi colori delle regioni. I numeri del Friuli Venezia Giulia sono da zona gialla perché per la prima volta scendono sotto la soglia critica sia le terapie intensive che le aree mediche, i ricoveri Covid appunto. In queste due aree è molto diversa da provincia a provincia l'incidenza. A Trieste di 239 casi ogni 100.000 abitanti ed è la settima peggiore in Italia. Pordenone invece è solo di 90. La firma dell'ordinanza arriverà domani, ma la bozza del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute certificano già il passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona gialla. Ancora in discesa l'indice RT e per la prima volta sono sotto la soglia critica i ricoveri, sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche. La nostra regione dunque si presenterà alla data del 26 aprile, quando scatterà il piano di ripartenza, nella fascia a minor rischio, dopo il passaggio in zona rossa il 15 marzo e il ritorno in arancione dopo Pasqua. L'indice RT è calato da 0,72 a 0,61 e il numero di tamponi e risultati positivi sul totale di quelli effettuati è passato dall'11 all'8,7%. Continua a diminuire, anche se con ritmi inferiori rispetto alla scorsa settimana, il numero di casi riportati negli ultimi 14 giorni alla protezione civile. Calano del 9,4% rispetto al dato precedente del 44,7%. Si riduce ulteriormente la pressione sugli ospedali. L'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive passa dal 43 al 29% rispetto alla soglia limite del 30%, mentre quella nelle aree mediche è del 39 al 27%. In questo caso la soglia critica è del 40%. Per quanto riguarda i focolai Covid sul territorio, sono in diminuzione sia quelli attivi, passati da 1154 a 901, sia quelli nuovi, scesi da 351 a 272. I dati sull'incidenza confermano situazioni molto diverse da provincia a provincia. A livello regionale, secondo i dati del Ministero della Salute elaborati dal gruppo di ricercatori indipendenti guidati dal professor Paolo Spada, è di 135 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, rispetto alle medie italiane di 160. Sale però a 239 a Trieste, settima provincia a livello nazionale per numero di contagi nell'ultima settimana, e scende a 90 casi a Pordenone, che si conferma tra i territori italiani dove il virus corre meno. Gorizia registra 157 casi ogni 100.000 abitanti, Udine 107. Se sarà effettivamente zona gialla da lunedì in Friuli Venezia Giulia, dunque via libera a bar e ristoranti, ma solamente all'aperto. Le nuove regole per le regioni sono state varate ieri, discusse dal Consiglio dei Ministri. C'è stato però un duro scontro sul coprifuoco che per il momento resta ancora alle 22. Se ne riparla le prossime settimane, nonostante la richiesta insistente del Presidente della Conferenza delle Regioni e Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il coprifuoco resta dalle 22 alle 5, con relativa crisi di governo, visto che la Lega si è astenuta durante il Consiglio dei Ministri per scelta del leader Matteo Salvini e con la conseguente irritazione del Premier Mario Draghi. Per quanto concerne le nuove regole, la scuola sarà minimo al 70% in presenza, non il 60%. Nelle zone gialle e arancione, in quelle rosse la situazione si ribalta con al massimo il 75% degli studenti in classe. Per quanto concerne gli spostamenti, saranno liberi tra i territori in giallo, mentre per gli altri, al netto di lavoro, salute e urgenza, sarà necessario il pass rilasciato da una struttura sanitaria a chi ha avuto il Covid ed è stato vaccinato o chi ha fatto un tampone nelle 48 ore precedenti. Sì alle visite di parenti e amici, ma solo una volta al giorno e al massimo in 4 persone più minori, se in zona gialla, all'interno della stessa regione. Sempre in zona gialla, i bar e i ristoranti potranno essere aperti a pranzo e cena con al massimo 4 persone al tavolo, di più solo se conviventi, purché all'aperto, mentre dal 1 giugno dalle 5 alle 18 sarà possibile anche consumare all'interno. In arancione e rosso consentito solo asporto e domicilio. Negozi sempre aperti in zona gialla e arancione, ma i centri commerciali e mercati potranno riaprire nel weekend dal 15 maggio. Via libera anche a teatri e sale da concerto, cinema e live club con occupazione al 50% e distanza tra i posti a sedere di 1 metro e su prenotazioni. Musei e siti archeologici aperti sempre, ma nel weekend serve la prenotazione. Dal 26 aprile si potranno fare tutti gli sport all'aperto e però vietato l'uso degli spogliatoi. Dal 15 maggio, sempre in giallo, sia piscine e stabilimenti balneari, mentre le palestre dal 1 giugno come stadi e palazzetti, questi ultimi però al massimo al 25% e 1.000 persone se all'aperto e 500 al chiuso. Tutte le misure potrebbero essere riviste tra 15 giorni in caso di calo dei contagi.
E torniamo alla riunione di ieri sera del Consiglio dei Ministri e alle tensioni che appunto si sono verificate nella sua veste di Presidente della Conferenza delle Regioni. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha criticato il fatto di aver cambiato in Consiglio dei Ministri un accordo siglato dalla Conferenza delle Regioni con i comuni tramite ANCI e con le province tramite UPI. Questo sulla presenza degli studenti a scuola. Fedriga ha parlato di un precedente molto grave che ha incriminato la collaborazione tra Stato e Regioni. Fedriga ha sostenuto che gli accordi si possono cambiare, ma riconvocando chi quegli accordi li ha presi. Ha quindi annunciato la convocazione per oggi di una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni per le 15:30 ed è intervenuto anche sulla proposta di spostare alle 23 l'inizio del coprifuoco, proposta che lui stesso aveva avanzato ieri mattina e che ha detto essere assolutamente responsabile. Qualcuno, ha aggiunto questa mattina, mi spieghi perché un'ora di distanza farebbe schizzare in alto i contagi. Il vaccino monodose Johnson & Johnson è arrivato in Friuli. Il primo carico di 1400 dosi del farmaco è giunto questa mattina nella farmacia dell'ospedale di Udine, scortato come sempre dai militari dell'Arma. Scortate dai carabinieri, questa mattina alle 11:30 sono arrivate a Udine le prime 1400 dosi monouso del vaccino Janssen prodotto da Johnson & Johnson. Le fiale totali destinate al Friuli Venezia Giulia sono per il momento 3550. È in arrivo quindi anche il quantitativo rimanente che era stato bloccato in Lazio prima del via libera emanato dall'EMA martedì scorso. Questo è l'unico vaccino che non richiede per il momento richiamo. Il quantitativo non è molto elevato e quindi insomma si consumerà rapidamente, però se arriveranno altre dosi naturalmente le useranno dove richiesto. Il siero Janssen è considerato sicuro e come per AstraZeneca è destinato agli over 60. Il rapporto rischi-benefici calcolato dall'Agenzia Europea per i Medicinali è di gran lunga positivo a fronte dei rarissimi casi di trombosi cerebrale verificatisi in persone di età inferiore ai 60 anni. Il vaccino viene conservato in una cella frigorifera a meno 15-20 gradi e una volta scongelato può essere usato nei 3 mesi successivi a una temperatura media che va tra i 2 e gli 8 gradi. Anche questo è un vaccino con vettore virale, però richiede una conservazione analoga a quella del vaccino Moderna, quindi è stoccato a meno 25, meno 15. Buono intanto il ritmo delle vaccinazioni in regione, ma è fondamentale aumentare l'adesione nella fascia sopra i 70 anni, questo secondo il vice governatore Riccardi con il quale abbiamo fatto un punto. Abbiamo organizzato un modello che è in grado di praticamente quasi raddoppiare l'andamento delle vaccinazioni di oggi, che comunque raggiunge un risultato tra le 6 e le 7 mila vaccinazioni al giorno. Il problema è avere le dosi disponibili e averle nei flussi compatibili con la capacità di poter arrivare agli obiettivi che il generale Figliuolo ci dà, oltre ad una domanda, quindi a un'adesione che noi speriamo possa fare un altro passo avanti. Dai 70 anni in su la nostra media di adesione è circa del 70%, quindi noi dovremo cercare di aumentarla e portarla almeno attorno all'80%. Facevano rapine in banca in Slovenia e avevano 2 covi in Friuli, uno a Grado e uno a Udine. Sono stati presi 3 dei 4 componenti della banda. Sgominata dalle forze dell'ordine italiane e slovene una banda di criminali individuati e arrestati 3 dei 4 componenti di un sodalizio di malviventi che quest'estate dalla Sicilia si è spostato in Friuli Venezia Giulia per compiere rapine a mano armata in Slovenia. A rovinare i loro piani sono state la pazienza e l'astuzia degli investigatori. Dalle auto rubate per compiere i colpi sono risaliti all'identità di un primo malvivente, quindi sono state identificate le auto degli altri 2 componenti. Sono stati scoperti quindi a Grado e a Udine 2 covi che la banda utilizzava per organizzare le trasferte predatorie e quindi la fuga. Un'indagine transfrontaliera che ha visto all'opera Polizia Slovena, Questura di Gorizia, Commissariato di Cividale e la Polizia Siciliana. La banda aveva rapinato 35.000 euro in una filiale dell'Istituto di Credito Sloveno NKBM di Dobrovo. La squadra mobile di Gorizia aveva trovato Cormons uno dei 2 mezzi utilizzati per la rapina, una Fiat 500 rubata a Cervignano del Friuli. Poco dopo è stata individuata anche
anche una seconda vettura. Gli investigatori goriziani sono quindi risaliti a un terzo veicolo, una Mercedes-Benz, e hanno scoperto la base operativa dei rapinatori a Grado. La stessa banda ha poi compiuto una seconda rapina in una banca di Dutoblie, sul Carso sloveno, usando una Fiat Uno rubata a Trieste e una Jeep Renegade. La mobile di Gorizia ha poi scoperto un secondo alloggio preso in affitto a Udine, dove presumibilmente i malviventi avrebbero inteso rifugiarsi dopo le rapine. In A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto questa mattina all'alba alle 4 c'è stato un incendio che ha interessato un autoarticolato carico di legname. Nessuna persona è rimasta ferita, ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'autista che è riuscito a fermare il camion e a scendere mentre il mezzo prendeva fuoco. I pompieri sono arrivati da Portogruaro, San Donà e Motta di Livenza. Le operazioni di spegnimento del camion, che è andato completamente distrutto, sono terminate alle 7:30 con inevitabili disagi per il traffico. Rizzani, De Ecker e Basics si sono unite in un progetto di costruzione che ridisegnerà lo skyline di Rotterdam con la nuova Post Tower. I due gruppi collaborano già per la costruzione del ponte di Roskilde in Danimarca, la trasformazione del principale hub ferroviario di Riga in Lettonia e il ponte sul lago Mjosa in Norvegia. Il progetto di Rotterdam vedrà una torre di 156 metri sorgere dallo storico edificio delle Poste, uno degli unici 3 punti di riferimento della città che sono sopravvissuti indenni alla Seconda Guerra Mondiale. Una brutta udinese è stata sconfitta ieri sera dal Cagliari al Friuli, è la terza sconfitta consecutiva casalinga. Sentiamo Gotti. Da fuori mi sembrava che la squadra abbia provato a fare tutto quello che può. E come visto abbiamo modificato più volte anche l'assetto mano a mano che la partita andava avanti e siamo a parlare di un'altra partita che perdi in virtù di un altro rigore di cui faccio fatica a darmi ragione, no? Perché su quegli episodi lì fai fatica a darti ragione, a darti una spiegazione, e diventa l'episodio determinante, come nella partita col Torino diventa l'episodio determinante che sposta gli equilibri, e poi quando hai le occasioni che non sono solo le 2 finalizzazioni, come ha detto lei, della traversa e della grande palla che ha avuto Nestorowski lì davanti, ma anche una quantità enorme di palloni che sono circolati per l'area di rigore del Cagliari, attorno all'area di rigore del Cagliari, e che non siamo riusciti a trasformare veramente in altre opportunità concrete. E che poi gli avversari che sono venuti qui, che abbiano fatto partite di grande cuore, d'accordo, però io rivedo la partita di stasera, rivedo nella mia testa il film della partita di stasera e vedo una squadra, la mia, che prova a fare tutto quello che può fare. Tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.